L'iniziativa Caseifici Aperti è stata introdotta dal consorzio nostro del Parmigiano da qualche anno per promuovere appunto la pubblicità del nostro prodotto, ma soprattutto lo scopo è quello di far vedere come si fa il formaggio a chiunque, alle persone che sono consumatori finali, ma anche alle persone che vivono nel territorio e che non hanno mai visto questa trasformazione del latte in formaggio. Non sono segreti, ma sono le cose che facciamo tutti i giorni. Un formaggio prodotto in modo assolutamente naturale, senza l'aggiunta di additivi o conservanti. Un prodotto genuino e anche un prodotto salubre. Il nostro prodotto è legato fortemente al territorio perché il latte viene prodotto nel comprensorio che comprende le 5 province: Parma, Reggio, Modena, Mantova, Destra Po e Bologna Sinistra Reno. I produttori che producono questo latte devono attenersi a un disciplinare, sempre dettato dal consorzio, che devono utilizzare i foraggi prodotti in azienda per il 50%. Il 25% è consentito acquistarli nel territorio e il rimanente 25% acquistato nelle zone limitrofe. Il formaggio viene prodotto con il latte di 2 mungiture. La mungitura della sera viene scremato, cioè in modo naturale per affioramento viene tolta la panna, mescolato alla mungitura del mattino e poi si fa la lavorazione. Il latte viene riscaldato, aggiunto di batteri lattici prodotti da noi tramite il siero innesto, che è fatto in modo naturale, e poi con l'aggiunta del caglio. Una volta coagulato il latte viene ridotto, tagliato alla dimensione di un grano di riso e poi si fa la cottura. Il formaggio rimane dentro le caldaie per circa un'ora e poi viene estratto e messo negli stampi, nelle fassere. E poi dopo 3 giorni viene salato per immersione dentro una soluzione di acqua e sale che viene chiamata salamoia. Rimane in questa soluzione per 16-17 giorni e poi viene portato nel magazzino dove si stagiona per il periodo minimo 1 anno. La forma viene valutata una per una, se ha le caratteristiche viene posta la marchiatura nell'apposito spazio riservato. Il nostro lavoro è fatto di gesti semplici, però gesti pensati. Quando entrano nel magazzino di stagionatura tutti rimangono sorpresi perché li vedono nella pubblicità ma non sono mai entrati veramente in un magazzino vero. Quindi l'imponenza e anche il numero delle forme crea una certa impressione in tutte le persone che entrano.